Ho deciso di partire in Erasmus perché sono sempre stato un ragazzo curioso che non si accontenta facilmente e l'Erasmus per me è stata una sfida e a me piace accogliere le sfide e quindi come dire di no di fronte a un'opportunità del genere. Qui ho avuto modo di essere inserito nel team della manutenzione, dove mi sono occupato di svolgere piccole mansioni come manutenzioni preventive all'interno delle linee e delle catene di montaggio, assemblaggio di piccoli componenti che poi venivano utilizzati nelle macchine stesse. Ho avuto anche occasione di fare una trasferta vicino Parigi, dove ho visto l'installazione di una stazione per la regolazione del gas sotterranea. Assistere a questa installazione sicuramente è stato molto appagante a livello tecnico e formativo, soprattutto perché sono stato in contatto anche con persone che non erano direttamente all'interno dell'azienda con cui sono andato in Erasmus, ma che hanno comunque avuto l'opportunità di lavorare con me e di capire che comunque dei ragazzi provenienti dall'estero hanno qualcosa da dare. Per quanto riguarda l'esperienza fuori dall'azienda è andata molto bene, in quanto ero a Rouen, una città molto grande della Normandia, quindi era ricco di pub, feste e quant'altro, anche dedicate ai ragazzi provenienti dal mondo dell'Erasmus, ed ero localizzato a circa poco più di 100 km da Parigi, quindi per più di qualche weekend ho avuto l'opportunità di prendere il bus o il treno e di farmi la giornata a Parigi visitando tutto quello che c'era da vedere. Tra qualche mese avrò il diploma in mano e questa non sarà una scelta facile da fare su quel che deciderò di scegliere, perché l'ITS e anche l'Erasmus mi hanno aperto nuove visioni e anche nuove strade. Sicuramente nell'azienda in cui sto frequentando lo stage mi trovo molto bene, ma l'Erasmus mi ha permesso di mettere anche il naso fuori dalla porta e quindi di capire che il mondo non è solo quello italiano, ma che c'è molto da vedere e da poter fare al di fuori dell'Italia.